Silvia, adesso c'è Edoardo Colzani da Merate, provincia di Veneto, con 3 proposte per l'università. Buon pomeriggio a tutti. Un titolo molto fantasioso quello che vi propongo. 3 proposte per l'università. Cerchiamo di renderlo un po' più originale. 3 proposte banali, ovvie per l'università. Sì, perché non è che voglio svilire il mio intervento, ma è proprio nelle cose più scontate, più ovvie e più banali che molto spesso, specie in Italia, si annida la soluzione ai problemi. Peccato che la soluzione non la si voglia vedere, anche quando ce l'abbiamo davanti agli occhi. La banalità delle proposte che andrò ora enunciando va di pari passo con la loro impellente necessità, e non è un caso che tali proposte verranno anche ampliate e discusse nel dettaglio negli interventi che mi seguono. Per cercare di rendere meno banali queste 3 proposte che vado ad enunciarvi e per trasferirle all'interno di un serio e credibile progetto di riforma, occorre a mio avviso prima di tutto chiedersi quale modello di sapere vogliamo adottare per la nostra università. E la distinzione a mio avviso non può che ricadere sulla dicotomia tra sapere e saper fare. Nel modello tradizionale di scuola e di università mi pare che l'attenzione sia posta oggi sul sapere, un insieme di nozioni teoriche che vengono impartite, secondo differenti gradi di approfondimento, ai discepoli. Ciò che manca, a mio avviso, ciò che deve essere potenziato, è la dimensione del saper fare, intesa nel senso di conoscenza operativa procedurale, abilità pratiche, esperienza professionale specifica, capacità di previsione e gestione dei problemi che si incontrano anche nella prassi lavorativa, ma non solo. È un handicap questo che ritengo abbia delle ricadute nel momento in cui i giovani si approcciano al mondo del lavoro, trovandosi spaesati e vivendo uno scollamento tra la loro dimensione teorica e la dura dimensione della pratica. Faccio l'avvocato, forse è un esempio fin troppo semplice, raccontare la delusione del praticante che scopre che la formula esecutiva è un mero timbro su un atto, che magari ci ha sbattuto la testa nel cercare di capire questa astratta nozione. Allora, vediamo quindi quali sono questi 3 banali correttivi che dobbiamo introdurre nel nostro sistema. La prima macro proposta è introdurre e incentivare la competizione tra le università valorizzando il merito. Come? Attraverso innanzitutto l'abolizione del valore legale del titolo di studio, di cui si parlerà poi successivamente. Non tutte le lauree sono uguali, non tutte le università offrono la stessa preparazione. Strettamente correlato è il meccanismo di sana competizione tra università. La competizione non si fonda tanto e soltanto sul numero degli iscritti, ma sulla qualità della ricerca e sul grado di attrattività per gli studiosi stranieri. Competizione implica poi merito e responsabilità. Inutile dire che vanno premiate e stimolate le eccellenze, gli atenei virtuosi, riconoscendo anche in termini economici il merito, e al contempo vanno penalizzate le risorse improduttive. E merito si deve accompagnare però alla responsabilità, questa sconosciuta. Ciascun docente deve essere responsabile per i risultati delle ricerche proprie e dei propri collaboratori che dovrebbero venire selezionati attraverso un meccanismo trasparente. Se proprio non riusciamo ad eliminare la cooptazione, almeno rendiamola trasparente e rendiamo responsabili i docenti per le cattive scelte che fanno. Seconda proposta, riforma della didattica, prevedendo un'intensificazione dell'attività di laboratorio con addestramento sul campo, anche mediante simulazioni ed esercizi di problem solving, potenziando le occasioni di confronto e di dialogo, rivisitando il tradizionale modello di insegnante che ripete la lezione a favore di un insegnante che sottopone problemi, aiutandoli nella ricerca delle soluzioni ma lasciando loro un grado di indipendenza, perché solo così io ritengo si possa davvero imparare a fare propri i contenuti che si vanno studiando. E poi la terza e ultima banale proposta è quella dell'internazionalizzazione, con il potenziamento dell'insegnamento delle lingue, non solo l'inglese, le lingue, perché siamo cittadini d'Europa, siamo del mondo, intensificazione delle occasioni di scambio culturale, integrazione dei tradizionali materiali didattici con materiale in lingua straniera estrapolato da web. Per concludere vorrei invitarvi a riflettere su questa citazione spesso richiamata di Einaudi a proposito del valore legale della laurea, una citazione che a mio avviso racchiude lo spirito con cui noi dobbiamo approcciarci alla riforma dell'università, tenendo conto anche delle conseguenze pratiche di quello che sarà il futuro dei nostri
dei nostri colleghi studenti e dei nostri amici. La verità essenziale qui affermata è: non avere il diploma per sé medesimo alcun valore legale, non essere il suo possesso condizione necessaria per conseguire pubblici e privati uffici, essere la classificazione dei candidati, laureati, diplomati medi superiori, diplomati medi inferiori, diplomati elementari e similianti, indicativi di casta, proprio di società decadenti ed estranee alla verità e alla realtà, ed essere perciò libero, il datore di lavoro pubblico e privato, di preferire l'uomo vergine di bolli. In queste parole io credo profondamente: al di là dei titoli e al di là dei bolli, conta quello che si è, conta quello che si sa fare e si è fatto nella vita. Non basta poter certificare il proprio sapere esibendo una serie di certificati appesi alla parete, occorre essere in grado di provarlo tutti i giorni nelle sfide concrete. Grazie.